con il lockdown, con il Covid eccetera eccetera, lavoravo nei supermercati, nei negozietti, ho sempre lavorato in quell'ambito e iniziavo a sentirmi chiusa. Ho deciso di dare una svolta alla mia vita e in realtà non sapevo bene cosa volessi fare. I miei genitori hanno sempre avuto dei campi, avevano un vigneto, mio papà aveva delle api per uso domestico e quindi ho detto ma proviamoli, sto un po' dietro. E così è nata una passione, quindi sono andata in cerca di una coltivazione che fosse diversa dal solito. Mi è saltato all'occhio il mirtillo, che mi era stato anche consigliato da vari esperti e ho detto vabbè proviamo. Ho preso 200 piante inizialmente di 2 varietà, la precoce e la tardiva, e ci siamo buttati in questo nuovo progetto. Parlo in plurale perché sì, sono io la titolare, però mio papà e la mia famiglia mi ha sempre aiutato, quindi per me è un progetto anche familiare, ecco, non solo mio personale. I primi raccolti l'anno scorso sono andati bene, li ho venduti tutti, non sono neanche riuscita a tenermeli da parte per fare un po' di marmellate e fare delle prove. Quest'anno andava tutto bene, l'impianto elettrico funzionava, perché anche quello l'abbiamo fatto tra me e mio papà comprando le cose qua e là, e dopo un anno siamo riusciti ad avere tutto che andava bene, no? E niente, nel 1° maggio siamo scesi qua giù per accompagnare degli operai perché ci dovevano fare un pozzo e non ho più visto i pannelli, ho visto il casone aperto e quindi sono corsa a guardare cosa era successo e non ho più trovato niente. Dalla disgrazia poi del giorno che mi sono sfogata sui social e tutto, ho avuto tantissima solidarietà da parte delle persone, infatti ho fatto un crowdfunding e ho ricevuto il doppio di quello che avevo chiesto, quindi è andata benissimo. Sono stata anche vista dalla Savno e anche da Zaia, ho visto che mi ha nominato nei suoi post di Facebook, insomma ho avuto un boom che non mi aspettavo. Adesso pian pianino stiamo ripartendo e speriamo di sistemare il prima possibile l'impianto. Comunque la produzione quest'anno è veramente numerosa, diciamo, e aumenterà di anno in anno, quindi incrociamo le dita, siamo sempre qua a raccogliere, il raccolto viene venduto, quindi sono contenta. Ho sempre avuto mio papà che era apicoltore, da piccole lo aiutavamo sempre io e le mie sorelle a smielare eccetera eccetera, però non mi ero mai avvicinata agli alveari. Ci sono stati momenti in cui ho detto, oltre al mirtillo, oltre a questa coltivazione, siccome mio papà ha le api, chi meglio di lui può insegnarmi a prendermi cura di questi animali, no? Infatti ho fatto anche dei corsi sull'apicoltura, ma avere un insegnante come mio papà è tutt'altra cosa. Sono appassionata di questo animale, anche se a volte mi appunto, ma è un super organismo che se non lo conosci da vicino non ti rendi conto di quanto sia importante e utile, ecco. A dispetto dell'altro anno che non c'è stato miele praticamente, perché è stata una primavera piovosa, fredda e tutto, abbiamo dovuto anche alimentarle, quindi è stato un po' un disastro per le api l'anno scorso. Quest'anno invece ha fatto una primavera bellissima, siamo riusciti a produrre anche una varietà di miele che si chiama Tarassaco ciliegio, che non si riesce quasi mai a produrre appunto per questo cambio climatico, che le primavere non sono più calde come una volta. Poi abbiamo la cacia e dopodiché abbiamo il castagno, adesso sta fiorendo il castagno praticamente.